finora io credo che le persone, la politica, alcuni giornalisti, eccetera, si dimentichino di cosa ha saputo fare il nostro paese quando ancora, diciamo, non era tutto centralizzato a livello europeo, quando c'è stata l'epidemia a Napoli negli anni 70. Penso che forse nessuno se lo ricorda. Il famoso colera. Il colera di Napoli è stato affrontato con grandissima dignità da parte dei napoletani e credo che molti ci ascolteranno e oggi purtroppo molti se ne sono dimenticati. Quell'epidemia lì fu affrontata in maniera molto diligente attraverso uno dei tanti militari dell'esercito italiano. È stato affrontato con una grandissima campagna di vaccinazione. Non c'erano persone che chattavano e mandavano i WhatsApp e tantomeno non c'era Facebook. C'era gente che si fidava della scienza, c'era uno Stato che difendeva i propri cittadini e c'era, non c'era nessuno che diceva di chiedere aiuto all'Europa. L'Italia ha fatto da sé, ha comprato i vaccini, ha vaccinato il proprio popolo e nel giro di 2 mesi Napoli è stata liberata dal colera. Sono stati aperti i sanitari, gli ospedali, hanno aperto le palestre. Andate a vedere cosa è accaduto a Napoli in quel tempo. Oggi sembra quasi che noi siamo diventati delle persone scevre dal buonsenso e ci stiamo affidando a qualcuno, come arrivasse il Messia, che dovesse sistemarci la situazione. Una volta è Arcuri, una volta è la von der Leyen, una volta è Draghi, una volta è Tizio, una volta è Caio. Non ci sono salvatori della patria, ci sono persone dotate di buonsenso che, come da buon padre di famiglia, quando accadono dei periodi difficili come quello che sta accadendo oggi, va a negoziare i vaccini a livello nazionale e a livello europeo. La Danimarca non è un paese di sprovveduti, l'Inghilterra assolutamente no, anzi è il mio modello, perché io sono una persona intimamente liberale. Io credo che i rapporti tra lo Stato e le aziende siano sacrosanti e siano la chiave di volta per la riuscita e il progresso di una società. La Gran Bretagna è un paese 100 volte più civile, i politici britannici e le istituzioni britanniche sono 100 volte più civili, fanno meno vanesie sulla stampa, parlano molto meno di noi, non hanno avuto Arcuri, non hanno avuto le primule, hanno avuto degli scienziati delle istituzioni e delle aziende che si sono strette la mano. Nessuno ha parlato di liberalizzare i vaccini, nessuno ha parlato di espropri proletari, hanno semplicemente fatto dei contratti a maggio e a giugno dell'anno scorso e ad oggi sono stati i primi ad essere forniti. L'Europa è stata l'ultima ad essere fornita delle idee, soltanto delle idee di andare a sottoscrivere dei contratti. Quindi io credo intimamente che tanto più allontaniamo le decisioni dal popolo, tanto meno queste decisioni saranno efficaci ed efficienti. Se noi pensiamo che degli uffici a Bruxelles possano coordinare la distribuzione di tutti i vaccini in Europa, voi siete dei sognatori, perché è impossibile. C'è bisogno di un coordinamento nei livelli più prossimi ai livelli territoriali e questi sono i governi centrali dei singoli paesi e le regioni. Non è possibile che a Bruxelles possano pensare di sistemare i piani di vaccinazione e tantomeno acquistare milioni di vaccini per tutti gli europei, perché abbiamo visto che questo è fallimentare, non è possibile, non è realizzabile. C'è bisogno di un altro modello. E come diceva lei prima, l'Europa si è trovata impreparata nei confronti dell'epidemia. Allora, l'Europa si è trovata impreparata alla crisi economica del 2012.
L'Europa si è trovata impreparata alle migrazioni degli anni 10, perché i primi anni 2000 era meno. L'Europa si trova impreparata ai vaccini. L'Europa si trova impreparata ai populisti. Cioè, ragazzi, ma l'Europa si trova impreparata a tutto. Abbiamo gli Stati Uniti che vanno avanti, abbiamo la Cina che sta dimostrando come, ai noi, si amministra e si gestisce. Io sono, guardate, 100 miliardi di chilometri anni luce da un modello cinese, ok? Ditemi, l'Europa è impreparata a tutto. Allora, e ritornando al pensiero di Spinelli, quindi sicuramente un liberale ma un federalista, ok? E non sognava Spinelli di centralizzare tutto a Bruxelles, assolutamente no. Spinelli è un federalista, parlava di un'Europa dei popoli, di un'Europa federata, e oggi non è né dei popoli né federata, è un'Europa bancocentrica, è Bruxelles centrica, si decide tutto a Bruxelles, ragazzi, non va bene. Stiamo dimostrando questo, un fallimento. Siamo andati avanti per tanti anni in Italia a dire che non può Roma controllare tutto. Non che io sia, io sono un europeista dell'Europa dei popoli e sono un federalista. Io sono contro le centralizzazioni delle decisioni. Sono contrario, perché abbiamo visto che cosa accade, quando tutto viene centralizzato. Arcuri era l'emblema del centralismo di uno Stato. Gestiva l'Ilva, le mascherine, i gel, le forniture, le primule. Ma che roba è questa qui? È una roba incredibile. Infatti è stato un fallimento. Prima diceva uno di Vigo d'Arzere che è colpa di Arcuri se non arrivano i vaccini. Non sto dicendo che è colpa di Arcuri se sono arrivati tardi i vaccini. Sicuramente uno Stato sovrano come è l'Italia, come sono tutti gli altri paesi, deve sempre avere la carta di scorta, deve sempre avere il piano B. E il piano B l'Italia non ce l'ha.